Il personale a Fabiana Martini, traffico e urbanistica a Elena Marchigiani. Il sindaco ha redistribuito ieri sera, in occasione del primo consiglio comunale dell'anno, le 3 deleghe pesanti che aveva mantenuto per sé nella prima parte di mandato. Cosolini continuerà ad occuparsi di ATO, ovvero i servizi territoriali come l'acqua, e dei grandi eventi. Alla Marchigiani, già titolare di edilizia, lavori pubblici e casa, spetterà l'onere di seguire l'iter di redazione del nuovo piano regolatore e del piano del traffico, 2 vere e proprie patate bollenti. Al vice sindaco invece spetterà il compito di varare il nuovo assetto della macchina comunale, che attualmente conta su 2.700 dipendenti. Ma quella di ieri sera era anche la seduta riservata al mondo della cooperazione sociale, i cui rappresentanti sono stati ascoltati nel Parlamentino di Piazza Unità. 57 le imprese che operano nel settore per 56 milioni di fatturato, occupando 2.100 dipendenti fra l'ambito sociale, educativo e quello del reinserimento professionale. A Trieste le cooperative gestiscono strutture importanti come l'Hotel Tritone, il Bagno Ausonia e il Caffè del Teatro Verdi. Un'audizione preparatoria ad una serie di documenti di indirizzo per gli appalti e le clausole sociali pro cooperazione sociale. Ad ascoltare un consiglio comunale quanto mai nutrito, e si è rivisto pure il deputato Antonione e l'ex sindaco di Piazza, che potrebbe tornare in pista per le elezioni del 2013.